La terza giornata di ritorno di prima categoria Girone C può già essere un'importante cartina tornasole per l'esito del torneo, con il San Cipriano in piena emergenza con le assenze degli squalificati Simic, Barbieri, ai quali si aggiungono le assenze di Tosa e Duman, che ospita una Campese distante una sola lunghezza in seconda posizione, che viaggia come un pendolino in trasferta. Non è mai stata sconfitta lontana da casa la squadra di Edo Esposito. 120 secondi e i padroni di casa sfondano con l'irruzione sull'auto mancino di Paiato, pasticcia Pietro Pastorino in area disinnescando l'allarme difensivo della Campese. Non pare vero a Nicolò Rossetti depositare in rete la palla che vale il vantaggio lampo nonché la doppia cifra in ottica realizzativa. La Campese non fa tempo a rialzarsi, che viene tramortita al minuto 22 da questo shuttle dritto per dritto di Giacomo Friedman. È un'istantanea per il numero 1 della Campese, che non accenna neppure l'intervento. La Campese resta ingessata, non riuscendo a mettere in affanno una difesa letteralmente inventata, con Pugioni adattato a terzino e piccolo centrale. L'unico squillo della squadra di Edo Esposito è questo destro di Bona, accompagnato sul fondo dallo sguardo di Camilleri. Di ben altra caratura è però la conclusione a girare di Altamura, che sbecca la traversa sorprendendo Camilleri, forse ingannato dalla luce solare. Numero 1 di casa che proviene involontariamente nuovamente chiamato in causa dal colpo di testa del compagno Friedman. Il numero 1 scuola Samp corregge in corner, facendo calare il sipario di una frazione che ha mostrato un San Cipriano davvero convincente. Le emozioni della ripresa, grazie al montaggio di Daniele Orlandi, possono essere gustate a partire dal minuto 20 con la punizione dal limite di Rizquai sul palo di Davide Esposito, efficace quanto scenografica la risposta dell'estremo ospite. Al 29esimo la Campese può reimbastire l'esito della gara, perché il neoentrato Gianluca Pastorino viene steso da Rizquai. Ineccepibile il penalty, ma la battuta di Pietro Pastorino è letteralmente da censura. Rincorsa e battuta al rallentatore con Camilleri, che non ha problemi a bloccare una palla che sarebbe potuta divenire pesantissima per l'evolversi della contesa. Ad 11 dal termine viene virtualmente chiusa la gara della Campese, perché Rena decide di falciare Rossetti, rosso diretto per il mediano valligiano, e Campese è costretta a terminare addirittura in 9 la gara, dato il problema al ginocchio che costringe Solidoro al forfait anticipato con i 3 cambi già effettuati dal mister ospite. Il San Cipriano, con una gara autoritaria e soprattutto ricca di sacrificio date le numerose defezioni, tenta il primo sprint, allungando a +4 sulla Campese, che incassa la prima sconfitta lontano dall'Oliveri.